Noi conosciamo palmo a palmo tutto quanto il fondale della laguna. Conosciamo la luna, conosciamo le temperature dell'acqua, conosciamo il movimento del pesce. Questa è la pesca tradizionale, questo è il nostro sapere. Questi casoni erano le case di pescatori di una volta, quando non avendo motori dovevano vivere qui per andare a pescare vogando. Poi chiaramente abbiamo sostituito i remi con i motori. Il motore grosso voleva dire mettere fuori molta più rete ed eravamo anche in tanti. Molte volte anche noi non abbiamo saputo controllarci. Poi meno male che con il tempo le misure che ci hanno e ci siamo imposti e ci consentono di andare ancora avanti. Quando chiedevi ai vecchi ma perché qui si pesca più di là? La più bella risposta diceva il vecchio: perché di sì? E perché lì no e perché di no? Allora abbiamo capito col tempo che solamente con un'osservazione continua imparavi cosa voleva dire spostarsi di una zona, pescare una cosa, mettere una maglia diversa. Avevamo dentro di noi una calcificazione del nostro imparare. Il nostro lavoro è sempre stato quello di conoscere palmo a palmo tutta la laguna dandogli un nome. Ci sono dei nomi stranissimi: Baridel, Serra del Signor, la Vedera, la Gran Sera, il Todesco, la Balica e il Piso Longo. Tutti nomi di fantasia che molto probabilmente ci sarà capitato qualcosa. Comunque sta di fatto che se non li impari sei un po' fuori dai giochi. Conosciamo dei confini che servivano per dire tu chiudi da qui fino là e non andare oltre. Serviva per dire io vado in quella zona lì a pescare che si chiama così. È molto importante, specialmente per la questione del tocco. Lì uno deve conoscere dove immagina di andare e andare nel posto giusto. Il tocco è il sorteggio che facciamo oramai adesso un paio di volte all'anno, una volta ce n'erano fino a 4 o 5 addirittura. Ci presentiamo lì nella nostra piccola assemblea, compriamo un numero della tombola e quando verrà estratto noi sorteggiamo il luogo dove vogliamo andare a pescare. Specialmente nell'ultimo decennio, devo dire, molte volte ci capita di pescare dei granchi stranissimi. Peschiamo dei pesci stranissimi che noi non conosciamo proprio, tartarughe, bestie di 30-40 kg anche, le troviamo in laguna, è stato pescato uno squalo, tutte cose che danno dei segnali un po' strani. Sembra che ciclicamente ci capiti come una sorta di piccola pestilenza. Una volta c'erano delle norme, delle regole che i vecchi davano ad una comunità che poteva addirittura patire la fame, la miseria, la povertà, però loro si imponevano di dire che nessuno peschi quel tipo di pesce là, che nessuno peschi quel tipo di pesce che è ancora troppo piccolo. La pesca tradizionale ti imponeva la sostenibilità del tuo territorio, prendere quello che è giusto e quello che puoi salvare, salvalo, senza lasciare un segno troppo forte su quello che è questo splendido paesaggio. Questa è sostenibilità, è un sistema di pesca che sia molto selettiva, dove che vedi veramente nel pesce piccolo quello che devi mangiare l'anno dopo. Questo è una cosa che pian pianino dovremo rimparare. Questo vuol dire metterci molta attenzione su quello che ti può garantire da una parte il tuo reddito e da una parte il vivere bene e anche lasciarlo a quello che vengono dopo. Io non ho avuto dei figli che hanno continuato questo, ma so che appena possono, appena vogliono, possono andare a trovare quello che come minimo io ho già lasciato ed ho incontrato io.